le borse di studio universitarie. Anche lì, sugli ITS, sulle scuole di formazione, sulle vicende regionali, centinaia, milioni di euro. Sull'università pubblica, le briciole. Tant'è che il Veneto è una delle poche regioni in Italia che continua ad avere idonei non beneficiari delle borse di studio, e non è che manca 1 milione, 2 milioni. Con la collega Ostarella abbiamo detto: in questo assestamento di bilancio facciamo un po' di emendamenti per aumentare gli stanziamenti per le borse di studio, ma ne mancano talmente tanti di soldi, perché è talmente tanto sottofinanziato questo comparto, che è davvero complicato trovarli. Mancano 13 milioni di euro, ne avete stanziati 8, ne mancano altri 13. Cioè non è che siamo vicini all'obiettivo. Poi anche qua lo Stato ci aiuterà, arriveranno i soldi da Roma, quella roba là che ci fa schifo ma ci servono. Ma siamo troppo distanti, siamo troppo lontani, e anche qua, consentitemi, a me va benissimo dare 68.000 euro alla Fondazione Nord-Est perché il Presidente vuole sapere come mai i giovani veneti emigrano. È fondamentale. Spero che con quei 68.000 euro la Fondazione Nord-Est abbia spiegato al Presidente che i giovani se ne vanno anche perché qua le borse di studio non le trovano, e nelle altre regioni sì. Nell'Italia, lo dicevo io al Presidente senza aver bisogno di 68.000 euro, che questo è uno dei problemi. Glielo dicevo gratis, anzi basterebbe che il Presidente venisse in aula ogni tanto e gratis qualche idea magari gli può anche venire.